Eder, Mech, Pallister. Liliana, nessuno sa che Liliana aveva la sua vita, il suo modo di vivere, capisci? Io penso che fidanzati così non ha mai avuto, capisci? Aveva delle amicizie qua e là, perché come sportivo, maratoneta qua e là. Può essere che abbia avuto anche qualche avventura. Secondo me quella gravidanza lì, non la prima perché io non conoscevo la prima, la seconda era una gravidanza ovviamente che l'ho subito ovviamente. Non so se sei perché da come era sconvolta, io l'ho avuta sul mio petto tutta la notte, è stata tremenda. E dopo il fratello vi va a dire quelle cose lì. Parliamo dell'alibi perfetto. Io devo ringraziare gli inquirenti che assieme piano piano siamo riusciti a costruire esattamente quello che ho fatto. E cosa ti hanno aiutato a ricordare gli inquirenti? No, cioè la mia consegna dei coltelli, però non chiedermi gli orari, il percorso che ho fatto, ecco questo voglio dire. Peccato, quindi quel fogliettino con gli appunti lo hai perso. E dopo tutto quello che è successo. Ma tu la mattina del 14 sei veramente andato alla Galleria Rossoni? Claudio Sterpin ormai è matematicamente convinto che tu i coltelli lì li abbia portati il giorno prima. Questa è una balla, anche perché io in quel negozio là era un negozio che si trovava dentro un altro negozio, perciò io tante volte andavo lì, non trovavo la ragazza, i coltelli sapevo dove erano, li ho cambiato, ma mica solo lei, e anche in altri posti. In realtà la ragazza la mattina quando arriva lì molto presto trova già i coltelli. Inoltre viene riferito che uno dei due direttori del centro avrebbe detto che ti ha visto lì il giorno prima. Nonostante questo confermi di esserci passato la mattina del 14? Sì, penso di sì, cioè adesso non posso dirtelo con certezza, però questo era quello che facevo sempre. Ma che vuol dire penso di sì? Questo era il tuo famoso alibi perfetto. Ma io dal primo giorno sottolineai il fatto che quando si arrivava a questa pescheria tu venivi colpito da uno strano problema di pronuncia. Forse proprio questo voleva Sebastiano, non fare capire dove era andato pronunciando male quel nome, in modo che nessuno di quella galleria, sentendosi chiamato direttamente in causa, si chiedesse se Sebastiano era effettivamente stato lì o meno il 14. Tutti gli altri posti li pronuncia bene, questo lo sbaglia, in modo che forse se un giorno qualcuno gli contestasse che lui lì non c'è andato, potrà sempre dire che non voleva dire quel posto, che si era sbagliato. Se qualcuno dicesse che lui non ricordava quel nome, che non ricordava il nome Rossoni, ricordiamo che aveva davanti il foglietto con i nomi scritti, quindi gli bastava semplicemente leggere. Galleria Rossoni. Galleria Rosconi. Galleria Rossini. Come? 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 Dopo la Galleria Rosconi, Orsini e volevo dire Rossoni, vai al magazzino dove si verifica un'altra stranezza. Il telefono non prende e si spegne. Cosa dici tu? Di solito prendeva il cellulare? Non sempre. Anche perché lo studio è fatto a intercapedini, no? Cioè hai la prima parte, la parte centrale e la parte del studio. Cioè più dentro vai, meno campo. Può sembrare che dentro, proprio in fondo, il telefono sia spento, e questo l'hanno verificato gli inquirenti. Un telefono spento dà un'indicazione differente rispetto a un telefono che non prende, a meno che tu quel giorno non abbia esagerato con le intercapedini, riuscendo ad arrivare addirittura al centro della Terra. In quel caso la lava potrebbe aver generato un errore. Sto facendo forse delle domande un po' troppo difficili, facciamo una domanda più semplice, torniamo a parlare dell'aborto. Guarda, veramente mi ha ferito, anche perché era una cosa di Liliana, una scelta di Liliana, un segreto di Liliana. E lei ha sofferto moltissimo. Io ho passato quella notte lì nel 93, mi pare in marzo, così. Mi ha detto: Sebastiano, ho bisogno di stare vicino a te, ho preso una scelta di interrompere una gravidanza.
Va bene, ho detto, e così siamo stati assieme, lei tremava tutta la notte, è stata veramente una cosa, dei ricordi veramente drammatici. E non ti ha detto chi era il padre? No, lei non mi ha mai detto, non ho mai chiesto, assolutamente. Noi ci si frequentava, cioè io vivevo ancora con mia moglie, con i figli, perciò non avevo idea del nostro futuro, di quello che avevamo poi nel tempo deciso di fare. Viene da chiedersi naturalmente se tu a quel tempo abitavi con tua moglie, com'è possibile che invece hai passato la notte con lei a consolarla? E lei non voleva un figlio che tu sappia? Ma lo so, gliel'ho chiesto tante volte, ho detto ma Liliana guarda, pensa adesso magari dopo tanto tempo questo figlio avrebbe avuto una certa età, sarebbe stato lì vicino a te, avresti avuto un scopo nella vita, un tuo futuro, una persona da amare. E non mi ha mai risposto questo. Lei non ti ha mai risposto, come tu di solito non hai mai risposto a Gabriella. Viene da chiedersi come avvenissero i dialoghi in quella casa. È interessante comunque tutto ciò, avresti potuto ritrovarti uno sterpinino in casa da crescere. Nei giorni scorsi la lucidissima cugina Silvia ha detto che tu hai voluto punire Liliana perché se ne voleva andare e Claudio perché te la stava, anzi te l'aveva già portata via. Mi ha portato via di cosa? Cosa mi ha portato via? Lui, tutta questa storia qua, lui se l'è immaginata. Io penso che lui, dentro di lui, effettivamente magari pensava di amarla, di avere un qualcosa con Liliana, di essere così, di avere un futuro, ecco. Però dentro di lui si è creato una favola, un qualcosa che evidentemente Liliana non era d'accordo. Come dice Claudio, la perizia informatica riporta che tra di loro negli ultimi giorni ci sono state un sacco di telefonate. Cosa vuol dire questo? Io ho delle amiche che ci sentiamo sempre. E quei messaggi che si scambiavano il 13? Sono cose che si dicono, capisci? Sono cose, io te lo posso dire anche a te, capisci? Tranne i tuoi amici di quarto grado, molti ti stanno mettendo in difficoltà con le domande e sembra quasi sospettino che tu possa centrare con l'omicidio di Liliana. Io non sono additato, assolutamente. C'è solo la banda degli onesti che additano Sebastiano. Solo loro. Altri si fanno le loro idee, le sue cose, ma io non ho ancora avuto nessuno che mi avesse accusato o qualcosa. Non spetta a loro, spetta alla procura certe risposte. Una cosa allucinante. Una delle frasi ricorrenti utilizzate da Sebastiano Visintina è appunto, una cosa allucinante. Lo dice anche a proposito dell'hard disk con 200.000-300.000 foto, e per le quali ha ricevuto i complimenti degli inquirenti. Aggiunge che lui e Lilly avevano rapporti protetti perché evidentemente non voleva altri figli, subito dopo però cambia maschera. Addolcisce i lineamenti e ricorda come avesse detto a Lilly con voce carezzevole, arrotondando le U, ma perché non hai tenuto questo figlio? Oggi sarebbe un sostegno, il futuro, la condotta ed il comportamento di uno dei possibili responsabili di un omicidio. Il marito rientra ufficialmente in tale categoria come da protocollo investigativo. Devono essere attentamente valutate e rientrano nello scrutinio giudiziario del comportamento processuale del reo, i reiterati, continui ed ingiustificati ricorsi a mistificazioni della realtà. Palesi contraddizioni e dichiarazioni apertamente menzognere non possono essere ulteriormente ignorate senza che la cosa assuma un rilievo sotto il profilo avvocatorio delle indagini. Sbagliatissima la scelta del secondo legale della parte offesa, troppo tiepido e moderato nell'approccio rispetto ad una situazione evidentemente estrema. Nicodemo Gentile è un ottimo baricentro ed è sufficientemente dotato di tutte quelle caratteristiche che servono a mantenere un profilo equilibrato ed a sostenere duraturi rapporti con gli inquirenti. Serviva alla squadra una ponta, in posizione piuttosto indipendente e discosta, magari incaricato da uno dei parenti meno prossimi, in grado di portare gli attacchi più spinti a scopo provocatorio.
La strategia processuale non è dissimile da quella bellica e talvolta è necessario provocare il nemico per creare un diversivo, spingerlo a scoprirsi, ad uscire dalla trincea. Per scoprire un lato debole dell'avversario è necessaria una manovra estrema, anche a costo di sacrificare l'unità operativa. Un legale d'assalto, dopo aver eccepito tutti gli elementi di sospetto, ancorché in luce, della imparzialità e terzietà nella parte inquirente, potrebbe serenamente essere revocato, per diradare gli attriti. Ma il risultato sarebbe sicuramente vantaggioso, in aula, come sul campo di battaglia. Se non vinci, perdi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.